Il momento è difficile per il presidente francese Macron. Alle prese con il risico della formazione del nuovo governo, non sarà quindi il primo punto nella sua agenda, ma prima o poi una risposta istituzionale dovrà darla alla lettera inviata all'Eliseo dal consigliere regionale Luciano Sandonà, lista Zaia, presidente della prima commissione a Palazzo Ferrofini. Nella missiva Sandonà chiede con appassionato fervore la restituzione a Venezia delle nozze di Cana, il telero dipinto nel 1563 dal pittore Paolo Cagliari, detto il Veronese, fino al 1797, anno delle terribili spoliazioni napoleoniche, meravigliosamente conservato nel refettorio benedettino dell'isola di San Giorgio a Venezia e adesso esposto, come molti altri capolavori italiani, al Louvre. Non è mai stata legalmente detenuta dalla Francia e perciò è ora, nel 2024, in occasione del 14 luglio, festa nazionale, presa della Bastiglia, festa nazionale francese, che i francesi si liberano di questo peccato grave che ha tolto a Venezia un'opera artistica di valore mondiale. Per i 65 metri quadrati di pittura ad olio con oltre 120 figure rappresentate si spese nell'Ottocento anche Antonio Canova, artista veneto amato dalle corti europee. A nulla valsero allora i suoi sforzi. La tela era stata oggetto di contendere, Napoleone sconfitto ed esiliato anche durante il congresso di Vienna, ma venne trattenuta in Francia perché dichiarata in stato troppo precario per affrontare il viaggio di ritorno, dato che per essere trasportata da Venezia a Parigi la tela era stata smontata e tagliata in 7 pezzi.